Un'estate di giochi insieme, il titolo è già tutto un programma. Sono 35 le proposte sportive, culturali e di gioco messe in campo dal Comune di Vicenza per i prossimi centri estivi ricreativi che saranno fitti di esperienze per i bambini. Li riempiremo con esperienze teatrali, li riempiremo di esperienze fatte in musei, li riempiremo di attività sportive come il tennis, come approccio sportivo in generale, volley, tutto ciò che fa parte del mondo del bambino, di musica, tutte esperienze che arricchiscono la formazione educativa dei bambini e la loro crescita, cioè ci si diverte ma si cresce anche e si impara. Come l'anno scorso, nei centri estivi di Vicenza ci sarà particolare attenzione ai bambini con disabilità. Il Comune darà infatti un sostegno economico maggiore alle proposte più inclusive. Aiuti anche dall'IPAB per i minori di Vicenza, che sosterrà il 70% della spesa per i bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica. E nell'anno della guerra ci saranno anche i bambini ucraini. Ci saranno inserimenti anche di bambini ucraini che, come sono stati inseriti a scuola, verranno dato loro l'opportunità anche di frequentare i centri estivi. Sono bambini che più degli altri hanno bisogno di esperienze positive, di leggerezza e di svagare la loro mente da problemi enormi. I centri estivi quest'anno sono destinati a bambini e adolescenti dai 3 ai 16 anni, da giugno a settembre, dal lunedì al venerdì, per una giornata intera o solo per mezza. In tutte le zone della città, in ogni circoscrizione, infatti, le famiglie possono trovare almeno un centro estivo di riferimento in modo da agevolare la vicinanza, la mobilità sostenibile e la vita di quartiere. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente spazi, scuole, palestre e impianti sportivi. Una proposta estremamente valida e capillare su tutto il territorio. Risponderemo per bene alle richieste, le numerose richieste delle famiglie di avere non solo un'offerta a portata di mano a chilometro zero, ma di avere anche un'offerta formativa molto varia. Si passa dal teatro alla cultura, all'esperienza nei musei, allo sport, alle attività manuali e comunque la parola chiave di tutti i centri estivi su cui ci tengo tantissimo è inclusione. Centri estivi aperti a tutti e su questo noi ci siamo stati l'anno scorso e ci saremo anche quest'anno.